caffè a domicilio. Trattoria, calzatura, abbigliamento, Porto Bruano. Portolucci, Dandolo, Canelusso, Porto Bruano. Alta Marea, Enoteca Briccio, Concordia Sagittaria. Arena Poli, via Villatorta 21/1, Porto Bruano. Vai anticorruzione su Marca di Porto Bruano. Vai Bilimbao, via DS Porto Bruano. Vi ho dato lettura di alcuni foto del Porto Bruano. Fuori, quando viene? Adesso, acceso adesso. Per quanto riguarda i primi testi del girone B che vi ho dato prima, che si faranno oggi, vi comunicherò i parziali di questi anni. Adesso qua c'è già il microfono acceso. Sì, sì. Come al solito qua. Il programma di tutta la giornata, che è domenica prossima, Lettoria a Castellafà, Sera a Padova, Briccio, Corte Franca, Polizzano, Porto Cuaro, Venezia Punto Trento, Ferma, Vittorio Edo, Amsterdam, Nicoterà la Triestina. Ricordo questa comunicazione vale per l'ottava giornata, domenica prossima, 16 maggio, ore 15. Fondo del Porto Bruano Massimo di Eccellenza, che è impegnato oggi allo stadio comunale Salvatore Avelli a Flina. Questa gara purtroppo inizierà alle 16:30, sicuramente non vi può dare il risultato, solo un parziale al 20° del primo tempo. Grazie. C'è qualche problemino di solito. Volevo cortesemente pregare il pubblico, secondo l'istruzione di PCR del Presidente del Consiglio dei Ministri, di indossare la mascherina di chiara distanza di sicurezza per tutto la durata dell'incontro e anche al fuori dello Stato. Sono convinto di quello che ho detto e vi appello alla vostra sensibilità e collaborazione. Grazie. Dino, siamo carichi. Siamo abbastanza carichi. Bene. Allora, stamattina Campionato di Serie C, internazionale di campi, Serie B, Portugallo 6, formazioni del squadre che stanno per scendere in campo. Numero 1, Elisera Paesi. Numero 3, Boccagini. Numero 4, Cova. Numero 5, Pellegrini. Numero 6, Bertolini. Numero 7, Gazzini. Numero 8, Sacco. Numero 9, Zovic. Numero 11, Campostrini. Numero 12, Pasqualini. E numero 15, Lampestani. A disposizione dell'allenatore signor Bronte Sena, ci sono numero 2 Pelle, numero 10 Cavagna, numero 13 Bonetti, numero 14 Salvetti, numero 16 Campana, numero 17 Beppe,
numero 18 Sartori, 19 Veronesi, 20 Marconi. Chiedo scusa per qualche nome, non lo pronuncio bene. Grazie. Assistente numero 1 signor Fortunio, gestionale di Mestre, assistente numero 2 signor Fullani Chiola, Portogallo Cazzo Femminile, numero 1 Comacco, numero 2 Chiarotto, numero 4 Pinotto, numero 5 Fullani, numero 6 Gallo, numero 9 Mati. Gentili amiche ed amici del canale YouTube di Andrea Ruzza, buongiorno dal Mecchia. È il nono giorno di maggio, 20ª giornata del campionato di Serie C femminile. Chi vi parla è Davide Gasparotto, appunto dallo Stadio Mecchia. La partita di quest'oggi è veramente da batticuore. Ci sono contro Portogruaro e Isera, una partita che può valere una stagione. Andiamo subito con la lettura delle formazioni. Il Portogruaro, che appunto ha cambiato allenatore in settimana, come saprete, da appunto martedì scorso Moreno Morettin è diventato allenatore della squadra, è stato promosso e dunque il primo Portogruaro di Moreno Morettin si schiera con il 3-5-2, Comacchio in porta, difesa a 3 composta da Chiarot, da Volpatti e Patriarca. Il centrocampo invece sarà a 5 con Piemonte e Finotto sulle fasce, Novellino al centro del campo, affiancata da Matiz e da Spoller. In attacco Gallo e Furlanis. Dunque adesso andremo a vedere anche l'Isera, che non ha assenze di sorta, conferma il suo 4-4-2 classico. Il mister Slomic appunto non cambia formazione per questa partita fondamentale. Dunque Valenti, a centrocampo invece agiranno Boccagni e Pellegrini al centro, sulle fasce Slomic e Faccio. L'unico cambiamento rispetto a una settimana fa è la presenza di Campostrini sulla fascia come esterno, come terzino, al posto di Stedile, che invece siede in panchina. La giovanissima Campostrini parte titolare. Centrali di difesa Plankensteiner e Bertolini, invece l'altro terzino è Cova, in avanti Gazzini e la esperta Pasqualini. Dunque queste sono le formazioni che si daranno battaglia quest'oggi. Diciamo partita importantissima, a fini della classifica. L'Isera è a 8 punti, il Portogruaro invece è a 7. Portogruaro che vincendo scavalcherebbe le Trentine e in questo modo uscirebbe dalla zona di retrocessione. È una grossa occasione per le ragazze guidate quest'oggi da Moreno Morettin, ma soprattutto è anche un'occasione per l'Isera di rifarsi dopo la pesante sconfitta patita la settimana scorsa in casa contro la Spal, un 2-0 che ha lanciato la Spal e che può mettere nei guai la formazione trentina. Anche il Portogruaro deve rifarsi dal 9-0 subito la settimana scorsa contro il fortissimo Brixen Obi. Tutto pronto per l'inizio di questa partita che appunto sarà dalle grandi emozioni senz'altro, che si sentono già da adesso, molto carico anche il riscaldamento delle giocatrici. Siamo partiti, primo pallone giocato in avanti dal Portogruaro, Furlanis lo controlla, pallone allargato per Piemonte, pallone di ritorno ancora per Furlanis si riempie già l'area con Finotto che cerca il pallone. Furlanis entra, tocco arretrato, non è riuscito a controllare Matiz e dunque può ripartire l'Isera di Chiarot con un rimbalzo particolare che rischia di ingannare Patriarca. Il rilancio di Volpatti che risolve tutto, con ora Bertolini che può andare al controllo del pallone. Rilancio per Valenti che mette direttamente in rimessa laterale.
Sarà importante, vedremo come si disporrà il centrocampo, dato che il Portogruaro ne dispone 1-5, come dicevamo molto folto, aveva dato buone prove contro il Trento nella partita in casa, il centrocampo appunto a 5 delle Granata, modulo riproposto quest'oggi da Moreno Morettin, che aveva già guidato il Portogruaro nella fase diciamo di interregno tra Mister Pasquale, stiamo parlando di 2 stagioni fa, tra Mister Pasquale e Mister Favro. Anche lì in quel caso guidò per poche partite le ragazze Granata. Morettin che ora ritorna per questo finale di campionato. Appunto a lui vanno i migliori auguri di buon lavoro. Mister Slomic, che appunto rispetto alla settimana scorsa ha attuato solamente un cambio, dicevamo appunto Campostrini al posto di Stedile, non ci sono particolari assenze né per quanto riguarda le squalifiche né per quanto riguarda gli infortuni, stiamo parlando ovviamente dell'Isera. Portogruaro che invece deve fare a meno quest'oggi di Nodale per un problema al ginocchio, di Feletti che ne avrà per tutta la stagione, oltre che anche di Scudeler che però da martedì dovrebbe tornare a lavorare anche se separatamente. Furlanis è partita bene, gran lancio in profondità, cercare Finotto che stava stringendo, buono però la chiusura da parte dell'Isera con Boccagni che sportivamente mette fuori il pallone. Boccagni capitano molto esperto delle trentine. Boccagni che appunto ricopre il ruolo di centrocampista centrale insieme a Pellegrini. Nel frattempo è rimasta a terra Finotto. E dicevamo una partita che ha molteplici letture anche in prospettiva, dato che le prossime gare saranno decisive per capire chi si salverà appunto in questa lotta accanita per la salvezza. Ricordiamo che oltre a Isera e Portogruaro ci sono in lotta il Le Torri con 4 punti, l'Accademia Spal con 11, l'Atletico Oristano un po' più distanziato con 14, e oltre a appunto la partita tra Isera e Portogruaro in contemporanea si svolge una partita veramente significativa che è Spal Oristano. Dunque le 4 delle 5 formazioni invischiate nella lotta a salvezza si sfidano, si incrociano quest'oggi. Certamente una vittoria da parte dell'Oristano lascerebbe al palo la Spal, dunque sempre a 4 punti dalle Granata, a 3 punti dall'Isera. Giornata dunque tutta da seguire, giornata tutta da scrivere. Campostrini all'indietro per Valenti che deve giocare con i piedi. La pressione del Portogruaro che si alza. Vediamo subito Matiz che agisce più avanzata, così come Finotto, mentre Novellino e Spollero diciamo assumono un ruolo più difensivo. Matiz che quest'oggi non viene proposta come laterale puro, ma invece come mezzala di centrocampo. Giocatrice particolarmente duttile, quella originaria di Timau. Pallone in profondità, ha chiuso Chiarot, ma pallone ancora giocabile da Boccagni. In profondità per Gazzini, può controllare il lancio in profondità, c'è Comacchio in anticipo. Ferma tutto. Sarà fondamentale anche la tenuta atletica, dicevamo, anche quest'oggi fa molto caldo al Mecchia, poco vento, ieri è stata una giornata ventosa, invece oggi il vento se n'è andato, è rimasto il caldo, può essere anch'esso, come per esempio fu 2 settimane fa contro la Triestina, un fattore che appunto motivò 2 settimane fa il calo delle Granate che andarono in vantaggio, ma nell'ultima mezz'ora di gioco subirono 2 gol da parte delle alabardate. Ora la discesa dell'Isera con questo pallone messo in profondità per, attenzione, Pasqualini che tocca per Faccio che deve controllare, attaccata da Piemonte. All'indietro c'è Campostrini, parte il traversone nel mezzo, allontanato il pallone dalla difesa, c'è Finotto che la rincorre, lei contro Cova però chiude bene, può proporsi in avanti. Il tocco all'indietro è per Pellegrini, a spazio può caricare il destro, palla che si spegne alta rispetto alla porta di Comacchio. Primo tiro in porta al 5° minuto, quello di Pellegrini che ha ricevuto da Cova e ha concluso alto, però spazio per lei al limite dell'area. Cova che aveva ripreso il pallone dopo che appunto ci si era affiondata Finotto.
invio da parte di Comacchio, molto folto, lo vedete il centrocampo. Gazzini prova a difendere il pallone, il tocco però è comprensibile per Piemonte, che tocca per Spollero. Furlanis non riesce a proteggerlo dall'assalto di Campostrini, che va in anticipo. Gazzini non riesce a controllare. Furlanis, sta partendo Gallo. La porta, Gallo, spalla alla porta, può appoggiare su Piemonte. C'è Matiz lì vicino, c'è anche Novellino dalla parte opposta, ecco la servita. Spazio a destra però Novellino preferisce andare da Gallo, troppo corto per lei. Pellegrini, lancio in profondità, cercare Pasqualini, 1 contro 1 con Volpatti, sovviene anche Chiarot, attenzione, prova il tiro e Chiarot riesce a salvare. Sarà calcio d'angolo, il primo di questa partita per l'Isera. Mister Morettin aveva chiesto alle sue giocatrici di temporeggiare in un'occasione simile e Morettin, che gode della fiducia della società, l'ha detto anche in settimana, di essere Sasha Gashi, è la persona giusta. Sarà Slomic che batterà questo calcio d'angolo, area affollata, il traversone, la chiama Comacchio, l'uscita però il pallone le sfugge, riesce comunque a rinviare la difesa granata, altro brivido sulla schiena dei tifosi portogruaresi. Rimessa laterale che sarà battuta sempre da Slomic in posizione avanzata. Gallo confermata al centro dell'attacco dopo il suo ritorno, spesso scelta dal primo minuto in coppia con Furlanis, che è la miglior marcatrice delle granata finora. Buona l'apertura ora per Finotto, che ha spazio per avanzare. Finotto 1 contro 1 con Cova, ora sopraggiunge però anche una sua compagna, il lancio colpisce la sua dirimpettaia Cova, rimessa laterale per il Portogruaro, che si porta in avanti, la andrà a battere Donatella Novellino, capitano anche quest'oggi. Si guarda intorno, pallone che cercava Gallo ma è stato controllato dalla difesa delle Trentine, sarà rimessa laterale proprio per l'Isera, ed è un gruppo, quello Granata, che ha dato segni di solidità in quest'ultima settimana. Evidentemente la scossa è servita, la scossa appunto con l'arrivo con la promozione di Morettin sembra essere servita. Vedremo quest'oggi che risposte appunto daranno le Granate in una partita fondamentale. Rimessa laterale, battuta in questo momento Pellegrini, poi Pasqualini, tocca ancora all'indietro, ha chiuso Novellino, può giocare la difesa dell'Isera, pallone pericoloso, lo ha recuperato Furlanis, si lancia Finotto, si lancia anche Gallo, pallone per Finotto, c'è in mezzo Gallo, il pallone per lei, Valenti non la trattiene e poi in due tempi pasticcio della difesa incredibile, poi Novellino con un contrasto troppo forte, calcio di punizione, giallo anche per Novellino, prima ammonita della partita. Pallone che era sfuggito dalla presa di Valenti, che era stata anche ostruita da una sua compagna, stava per approfittarne l'attacco delle Granata. E prima occasione, primo momento di pericolo anche provocato da il Portogruaro, anche se appunto con un'occasione di difficile lettura, ma partita, come dicevamo, molto tesa e molto sentita senz'altro anche dalle protagoniste in campo. Bertolini, curioso caso di omonimia con il presidente del Portogruaro Calcio. Pallone in profondità, a cercare Faccio, ha chiuso Chiarot, secondo l'arbitro con il fallo. Questo potrebbe far scaturire un'occasione buona per le Torri dell'Isera. Va a battere Campostrini, c'è persone in mezzo, molte Granata, difesa dell'area, cade a terra Pasqualini, il rinvio da parte di Piemonte, non c'è nessuna maglia Granata, solamente Cova, che però ora viene attaccata. Spollero,
Novellino. Volpatti è pressata. Deve giocare su Patriarca. Sul rettilineo Finotto si lancia anche Gallo nello spazio. Ecco il pallone per lei, numero 6 di giornata. Gallo di solito gioca con il 9. Finotto. Altra rimessa laterale, ma il Portogallo può salire. Isera che gioca con, lo possiamo vedere, le due punte, non in orizzontale ma in verticale. C'è Pasqualini che gioca di solito davanti e Gazzini che invece parte leggermente indietro. Allo stesso modo anche Furlanis sta giocando in una posizione più da suggeritore rispetto a Gallo che invece è la punta centrale. Vediamo ora la rimessa laterale battuta da Finotto a favore di Spollero. Patriarca. Giro palla difensivo del Porto che si completa. Chiarot per Matic. Piemonte. È uscito il pallone. È uscito il pallone. La rimessa laterale. E dicevamo un calendario, quello delle prossime partite, che sembra non sorridere all'Isera, dato che appunto le trentine dovranno scontare il turno di riposo che invece il Portogruaro ha già passato. E oltre a questo dovranno anche giocare con avversari di tutto rilievo come il Cortefranca, lanciato verso la vittoria di questo campionato, e anche il Brixen Obi, appunto avversario difficile come sanno anche le Granata, che hanno perso la settimana scorsa in terra altoatesina. Qui esce il pallone, ci aveva provato Pasqualini che è anche la miglior marcatrice con 5 reti della squadra ospite. Molto esperta anche lei, classe 87, così come anche lo è Boccani, classe 88. Pallone qui in profondità, raccoglie Plankensteiner, scusate, finisce in rimessa laterale. Si gioca su un fazzoletto in questo inizio. Squadre corte, ovviamente una sconfitta sarebbe deleteria per entrambe. Attacca Novellino, regolare su Baccagli, anche però l'intervento di Campostrini su Furlanis. Allora Boccagni, profondità, ma Chiarot ha capito tutto. Piemonte, non si interrompe il gioco, ora sì, era rimasta a terra Furlanis. Ora l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni. Inizio di partita teso da entrambe le parti, ma con momenti di scossa, come le due occasioni capitate con il tiro da fuori di Pellegrini al quinto. Il giallo per Novellino e pochi minuti dopo l'occasione, l'azione un po' confusa nell'area dell'Isera. Partita finora molto equilibrata. Spollero, spazio per lei. Ci sono diverse giocatrici, anche Novellino, servita Furlanis. Deve scendere però la numero 5. Lancio catturato dal centrocampo dell'Isera. Lancio in profondità a cercare Pasqualini. Rinviene su di lei Matic tra gli applausi. Chiude tutto. Palla in profondità. Spollero a spazio. Può andare in profondità Gallo. Il lancio per lei contro Plankensteiner. In anticipo però il numero 23. Ma Gallo con grande determinazione. Scivolata. Costringe l'Isera a partire da indietro. Furlanis, Piemonte, Gallo si muovono tutte in pressing, palla in profondità. Chiarot tocca, sarà rimessa laterale. Palloni in profondità che sono sempre pericolosi, quelli disposti dall'Isera, che ha in Pellegrini finora una suggeritrice. Faccio. Il lancio da parte di Campostrini esce. Slomic e Faccio, le due ali del centrocampo dell'Isera, cui Boccagni, capitano, ha più compiti di copertura. Cioè Pellegrini è demandata appunto l'impostazione, come in questo caso con Matic. Lancio in profondità, cercare Gallo, molto cercata. Rimessa laterale però per l'Isera. C'erano state le richieste di ultimo tocco da parte di una iserotta. Piemonte, Matic recupera l'Isera. Pellegrini si guarda intorno, è chiusa. Pellegrini, numeri,
La chiude Spollero. È rimessa per l'Isera. Campostrini batte veloce, ma non si fa sorprendere Spollero. Lotta Piemonte. Matiz, Spollero, Piemonte. 1-2 che si completa. Piemonte, Novellino. Si distende Finotto. Sta salendo anche Patriarca. C'è Gallo in profondità. Può salire il Portogruaro, però rientra anche l'Isera. Patriarca in profondità, cercare la corsa di Finotto. Plackensteiner su di lei. Finotto in vantaggio, vediamo se tiene il pallone in campo. Rinviato da una giocatrice dell'Isera. E dunque Pellegrini. Cova rischia. Anzi era Slomic. La chiusura di Novellino che anche nel riscaldamento, l'abbiamo vista, ha spronato le proprie compagne. E oggi gioca al centro del centrocampo, anche lei giocatrice molto duttile, è stata utilizzata sia come centrocampista sia come difensore nelle ultime partite, sempre dando il proprio apporto in termini di grinta e di personalità, carisma. Ha recuperato Boccagni, tiene il pallone in campo. Cova si libera del pressing di Finotto. Boccagni può impostare, palla in profondità per Pasqualini, è in vantaggio però Volpatti, tocco all'indietro per Comacchio che deve affrettare la giocata ma riesce a rinviare. Furlanis riesce solo a spizzare, troppo lunga per Gallo. E allora attenzione all'errore però della difesa dell'Isera che però rimedia. Pellegrini vince il contrasto. Matiz è in vantaggio su Faccio, circondata da giocatrici Granata Faccio. Pellegrini, non partono però le punte dell'Isera e dunque la gioco facile la difesa del Porto a rinviare. Ora si lotta a centrocampo. Novellino mette ordine, Patriarca può salire, non c'è nessuno però su quella fascia da servire. Allora palla al centro per Gallo, deve retrocedere, pressione furibonda su di lei. Volpatti larga di prima per Patriarca, c'è spazio stavolta. Finotto punta Cova. Finotto rientra. Finotto sola contro tutti. Non riesce però il cambio di gioco. Era buona l'idea per Piemonte, ma è Isera che parte dalla difesa. Slomic parte in profondità Pasqualini, parte anche Gazzini. Palla per Pasqualini. Salta Patriarca, 1 contro 1 ora con Volpatti, prova a rientrare, si propone Faccio, palla per lei troppo corta, l'anticipo non è riuscito però. Patriarca appoggia su Spollero, con calma il Portogruaro, non affretta i tempi la squadra di Morettin. Lancio in profondità qui di Novellino impreciso. Plankensteiner che è riconoscibile perché si è sollevata la manica a destra, modo insolito di portare la maglia. Attenzione, Finotto può puntare. Finotto, palla in profondità per Gallo, chiuso tutto però la centrale Bertolini che era salita molto. Pellegrini in profondità, cerca Faccio. Matiz ancora una volta coi tempi giusti. Spollero di prima, Piemonte, Spollero. C'è movimento da parte dell'avanti Granata, ecco il pallone in profondità. Gallo, pallone complicato, riesce a domesticarlo. Furlanis alle spalle di Campostrini, rientra Furlanis 2 volte. Furlanis si accentra, fermata da Boccagni che fa segno anche alla numero 5 di alzarsi. Lancia in profondità Cova, vanno alla corsa la numero 9, anzi era Pasqualini e Volpatti. Alla fine ha la meglio la difesa del Portogruaro. Partita che può spezzarsi da un momento all'altro. Chiarot, c'è poco movimento però in avanti. Ragiona allora il Portogruaro. Matiz, palla sul destro. Di prima Furlanis. Piemonte 1 contro 1 con Plankensteiner che però interviene bene. A cercare Gazzini, ma l'intervento di Chiarot è tempestivo. C'è un momento di interruzione del gioco perché è rimasta a terra Piemonte. I contrasti sono molto sentiti. Comprensibile. Anche Spollero si rinfresca. Molto caldo al Mecchia. Anche durante il riscaldamento abbiamo visto spesso bere le ragazze sia dell'Isera sia del Portogruaro. Donatella Novellino
confermata capitano quest'oggi. Mister Slomic chiede più stretti reparti, meno distanza, ma saranno i palloni in profondità, probabilmente una chiave della partita. Quelli per le punte, Pasqualini, Gazzini, ma anche Faccio e Slomic, soprattutto Faccio è stata cercata finora. Possono mettere in difficoltà la difesa a 3 un po' statica del Portogruaro, 3 centrali che salgono poco. Grande però intervento da parte di Spollero su Faccio. Calcio di punizione, si è conquistata Spollero, può salire il Portogruaro. Battuto corto da Matic. Partita a scacchi al Mecchia, 21esimo minuto, nessuno vuole scoprirsi. Novellino, Patriarca sulla destra, si propone anche Finotto. Pallone per lei, Finotto prosegue, lineare, Finotto salta un uomo, ma non Pellegrini che le ha tolto il pallone. Novellino, Chiarotta. Molti palloni toccati da Novellino in questo inizio di partita. Al centro del campo anche Spollero, ma Pellegrini è una delle principali fonti di gioco per quanto riguarda l'Isera. Ma molto pressing, l'abbiamo visto a centrocampo, con spesso la difesa del Portogruaro costretta a partire dalle proprie centrali. Buono il gioco di Spollero per Chiarot. Gallo all'inseguimento del pallone, un po' sola Gallo finora, sta spendendo molto, volevamo dire, sta spendendo molto in copertura. Furlanis spesso agisce sulla sinistra, ma riesce a essere poco presente in zona area di rigore. Pallone in profondità per Finotto che riesce a controllare un pallone difficile, prova la conclusione col sinistro, pallone che potrebbe diventare giocabile per Furlanis, ma c'è Valenti che lo recupera. Vedete le marcature, Novellino su Boccagni, Pellegrini su Spollero, Matic su Faccio. Spollero in anticipo, non riesce a controllare. Novellino è la prima ad arrivare. Piemonte. Matic si guarda attorno. Novellino. Matic si propone sulla sinistra, ma il pallone è per Volpatti. Volpatti, spazio. Piemonte sulla sinistra libera, attenzione. Giro palla del Porto. Di prima Matic non riesce a trovare Spollero. Chiarotto rilancia. Gallo nel seguimento del pallone, ma Valenti può controllare addirittura con i piedi. Un po' in difficoltà Spollero dopo la pallonata ricevuta prima nel contrasto. Squadre che stanno cominciando ad allungarsi in questa fase di gioco. Non gioca basso il portiere, sceglie il rinvio lungo, ma la sua squadra si è alzata. Attenzione, c'è spazio tra il centrocampo e la difesa. Gallo lascia Furlanis. Furlanis va a terra, calcio di punizione. Zona pericolosa. E lo dicevamo, appunto, non ha giocato basso. I terzini erano scesi per ricevere il pallone sui piedi, ma appunto il portiere Valenti ha deciso di rilanciare lungo, ma la difesa non era salita e dunque c'era uno spazio tra il centrocampo e la difesa. In quello spazio si è infilata Furlanis, che ha guadagnato questo calcio di punizione molto importante, e in partite bloccate come questa possono essere decisive le situazioni da palla inattiva. 24esimo, quasi 25esimo. Finotto va col destro teso, respinge la barriera. Chiarot. Matic. Profondità non trova Spollero. Furlanis alla caccia. Boccagni. Pallone in profondità però non trova nessuno. Plankensteiner. Allora Volpatti può toccare per Patriarca. Finotto cerca. Boccagni però ha capito tutto. Non si intende con Pellegrini. Fase confusa della partita con Boccagni che può ancora lanciare in profondità. Chiarot
ben posizionata, scambio impreciso, attenzione, calcio di punizione alla fine per l'Isera. Moreno Morettin, molto esperto, grande esperienza da calciatore, ricordiamolo lui portiere, giocato per quasi 30 anni, ha dovuto smettere per una rottura del crociato che non gli ha dato tregua, ma grande esperienza per lui. Palla in profondità, Matic in via di testa, ancora in avanti l'Isera con Matic che rinvia, rimessa laterale, l'Isera che rimane in posizione avanzata. Prossima partita che appunto vedrà l'Isera affrontare il Padova, dunque altra partita contro un'avversaria veneta, Portogallo che andrà in Sardegna, Loristano. Attenzione a Faccio, punta Matic, però Matic la controlla, va via, Faccio è in area, il tocco di Matic è sul pallone, può ripartire il Portogruaro, ottimo intervento, non trova però Piemonte, sarà rimessa laterale, molto concentrata su quella fascia Matic. Faccio, spalla alla porta, riesce a passare, Faccio, spazio per lei, poi Marica Chierot mette in rimessa laterale. Parte dal primo minuto il nuovo acquisto, Patriarca, arrivata dal Prata Calcio a marzo, si sta ritagliando uno spazio da titolare. Gallo può smistare, Finotto ha spazio, ancora può andare per Gallo, è in fuorigioco però ormai, aspettato forse un tempo di troppo, peccato, troppo lungo qui per Novellino, ci arriva però Gallo che è molto defilata, Gallo punta, Gallo va, ma ha fermato tutta la difesa dell'Isera. Scambio corto, tocco per Gazzini, anticipata da Patriarca, si lotta sulla tre quarti dell'Isera che però adesso può giocare in difesa, con calma Cova, lunga per Slomic, attaccata da Novellino, se ne libera bene Boccagni, Slomic, duettano le due, ci sono tre giocatrici dell'Isera in avanti, una di queste è Pasqualini, tocca all'indietro, sale Cova, parte il tiro, addirittura la deviazione, c'è Faccio, riesce a controllare il pallone però è defilata, Faccio, attenzione, Faccio, spazio, all'indietro, Pellegrini, rinvia Chierot, poi due volte Chierot, Furlanis lungolinea, Furlanis protegge bene e poi ti prende il fallo, ottima giocata. Grande sacrificio anche da parte di Giorgia Furlanis, migliore marcatrice, ricordavamo, delle Granata, 4 gol per lei, tutte nel girone, anzi no, quasi tutti nel girone di ritorno. Il primo era stato contro Loristano un girone fa, scusate. Volpatti, Patriarca, Finotto, recupera però l'Isera, sarà rimessa laterale. Dicevamo dunque, sì, Moreno Morettin che da giocatore ha vestito le casacche della Giulia Concordia, del Gruaro, sempre rimasto nella zona, non ha mai però vestito la casacca granata del Portogallo. Attenzione però al pallone in profondità di Gallo per Finotto, ha respinto la difesa, ancora Gallo, si propone Novellino, di nuovo Gallo deve arrivarci, un po' lunga la sfera, rinvio dal fondo, peccato. Gallo che gira, agisce su tutto il fronte d'attacco del Portogruaro. Diciamo dunque Moreno Morettin che ha vestito le casacche da giocatore di Concordia, Giulia Concordia, Gruaro, Vigor, Teglio Veneto, mai del Portogruaro, curiosamente, nonostante appunto sia sempre rimasto nella provincia veneziana, e poi appunto quella rottura del crociato lo ha costretto a dedicarsi al ruolo di allenatore. Battuta la rimessa laterale, Isera ancora con calma, palla in profondità, Volpati con sicurezza, fermata però, riesce a giocare l'Isera a centrocampo, Pellegrini a spazio, lancio in profondità, può andare Gazzini, alla chiusura da parte di Comacchio è provvidenziale, coi tempi giusti Elena Comacchio. Si dispone dunque il Portogruaro, solite marcature a centrocampo, i due mediani del Portogruaro contro quelli dell'Isera, partita molto bloccata
molto tattica, ritmi da dama quasi. Il rinvio, Furlanis prima sul pallone, non controlla però, rilanciata la sfera, Matic di testa, nessuno del Portogruaro però sul rimbalzo, Campostrini nella terra di nessuno, Patriarca coi tempi giusti, Novellino, Finotto, non riesce a servire la sua compagna, guadagna però un calcio di punizione, può salire allora il Portogruaro. E anche la gestione delle energie, vista appunto l'alta temperatura di quest'oggi, è un fattore, non ci si può appunto esaurire subito nei primi minuti, rischiando poi di rimanere in riserva nel finale, quando invece i minuti conteranno di più. Calcio di punizione che può andare a battere Novellino, ci sono Piemonte, c'è Finotto, ma soprattutto Furlanis, Gallo in avanti, parte il lancio lungo di Novellino, rinviato, c'è Matic, parte il cross di prima. Dalla parte opposta c'è Finotto, vediamo che arriva prima. Valenti. Con coraggio si è lanciata sui piedi di Finotto. Ha bloccato il pallone. Valenti che tocca per Bertolini. Deve ripartire dal basso. Isera, Pellegrini, attorniata. Rilancia, Chiarotti in anticipo. Matic, alza. Boccagni, Furlanis spizza, attenzione, tocco di Bertolini, ancora Furlanis, spazio per lei, Campostrini, alla meglio. Poi però Furlanis contrasta, ma il rinvio è dell'Isera con Plankensteiner. Plankensteiner che gioca col 23 come Marco Materazzi, la stessa, proprio la stessa posizione di campo. Contro il Trento però aveva giocato Campostrini invece nella sua posizione, ovvero di difensore centrale. Quest'oggi invece il numero 23 dell'Isera gioca al centro della difesa insieme a Bertolini, con Campostrini che finora sta facendo una buona partita, diligente su quella fascia. Palla per Faccio, anche lei spesso cercata. Campostrini in profondità, può andare Slomic. Chiarot un po' in ritardo, vediamo chi ha la meglio, spalla contro spalla, cerca di passare Slomic, contrasto e poi Volpati risolve. Non ce la fa Matic a tenere in campo il pallone, rimessa laterale per l'Isera che sale. Tutta la squadra trentina nella metà campo granata. E tutte le granate a difesa della propria area, decisione di Gallo. Primo uomo. Attenzione a Faccio su Matic, riesce il traversone Comacchio. Facile la presa per la numero 1 granata. Fa respirare le proprie compagne, attende il posizionamento in campo, poi tocca per Volpati. Patriarca, solito pallone in profondità per Finotto che si propone molto su quella fascia e spesso appunto il gioco portoghese confluisce sulla destra, dunque con il pallone che naturalmente arriva dalle parti di Aurora Finotto, che finora è riuscita a trovare poco la profondità. Quello è proprio il suo pane, correre in profondità alle spalle dei difensori, dei terzini. Lì può fare veramente male la numero 4, ma finora è stata ben guardata dai difensori dell'Isera che non le hanno dato profondità. Profondità che può appunto essere una chiave per i lanci lunghi del centrocampo dell'Isera verso le due punte. Deve fare attenzione alla difesa del Portogruaro. Qui Furlanis, arriva prima di Plankensteiner, si lancia in avanti, arriva Piemonte, arriva anche Gallo, prova Furlanis. È la seconda occasione quando siamo al 34esimo del primo tempo. La discesa di Furlanis, una di quelle più attive. Grande grinta di Furlanis in questo primo tempo. La vediamo spesso giocare lontano, lei che è lontano dalla porta, lei che è capocannoniere diciamo delle granate, ma grande lavoro anche alle spalle della prima punta Gallo. Spollero non riesce a stoppare. Faccio si ferma, cerca giocatrici, Campostrini si sta distendendo, ma Matic attenta, anzi era Pellegrini, palla per Slomic, si sono invertiti probabilmente gli esterni. Comunque Slomic prima era partita a sinistra, lo gioca spesso a destra. Il contrasto porta al secondo calcio d'angolo della partita, sono entrambi di marca trentina. Anzi no, sarà rimessa laterale. La semplice rimessa laterale.
Campostrini lungo, Pellegrini in area, pericoloso, chiamano la mano, palla all'indietro, ancora Campostrini può andare al cross, palla fuori. Ultimi 10 minuti del primo tempo, partita in bilico, vive di sprazzi, molto equilibrata, grande equilibrio a centrocampo, molta attenzione soprattutto da parte delle difese a non dare spazio agli attacchi, ai palloni in profondità. Stanno prevalendo le difese sugli attacchi fino adesso. Novellino lotta, Spollero forse spinge un po', non c'è fallo. Ora sì, calcio di punizione per il Portogruaro. Molto fisica la partita lì a centrocampo, con gli scontri tra Novellino e Boccani, ma anche contro Spollero e Pellegrini. Si stanno spesso vedendo faccia a faccia anche con le due punte. Anche con Slomic, che adesso abbiamo visto passare più ad un ruolo offensivo qui sulla destra. Probabilmente è passato un 4-3-3. L'Isera di mister Slomic. Si gira bene Piemonte. Furlanis, classico movimento a rientrare, provato dalla numero 5, che comunque guadagna una rimessa laterale. Matic, una delle migliori finora Matic, molto concentrata in copertura. Piemonte, rimessa per il Portogruaro, avanza, azione quasi rugbistica delle Granata, che macinano centimetri. Sono lì in avanti, Spollero passa, Spollero ancora, va giù, calcio di punizione. Questa è una posizione interessante perché permette alle giocatrici abili nei colpi di testa di salire. Sale Novellino, sta salendo anche Volpatti. Al centro ovviamente anche Gallo, Finotto. Piemonte al limite. Tutti dentro. Furlanis, 37esimo. Tensione palpabile qui al Mecchia. Tutti in silenzio. Furlanis è pronta, rientra anche Spollero che aveva bevuto un sorso d'acqua. Va Furlanis, direttamente in porta. C'era l'area folta di giocatrici, il pallone è provato da Furlanis, si è alzato sopra la traversa. Rinvio dal fondo per l'Isera. Giocato corto, Plankensteiner. Marcata però, attenzione, Pellegrini, pallone difficile. Campostrini in profondità, attenzione a Slomic, è in vantaggio su Chiarot. Slomic, Volpatti, eccezionale. Nonostante partisse da dietro è riuscita a toccare il pallone con la punta dello scarpino e renderla giocabile per Comacchio. Grande intervento difensivo al 38esimo. E probabilmente Slomic è stata disposta sull'arco offensivo proprio per questo, per la sua velocità, per la sua capacità di mettere in difficoltà i difensori del Portogruaro. Infatti ora vediamo Matic retrocedere anche lei in zona difensiva per dar manforte alle sue compagne. Finotto, eccola, rimessa laterale. Grande rischio prima per il Portogruaro. Appunto la partita che vive di sprazzi, come dicevamo, la profondità, i lanci in profondità possono spezzare l'equilibrio sia tattico che nel risultato. Si gioca su un stretto lembo di terra sulla fascia sinistra del campo rispetto alla nostra postazione. Novellino cerca Furlanis, può ricevere, Furlanis si gira, punta alla porta, c'è anche Finotto che si può servire. Furlanis la tiene, ecco Finotto al limite dell'area, cross, dalla parte opposta c'è Piemonte, vediamo cosa fa. Rinvia il cross, tiro cross che trova la deviazione da parte di Valenti. Primo calcio d'angolo per il Portogruaro quando sta per scoccare il 40esimo minuto. Sul cronometro ha vinto il contrasto con Campostrini Piemonte di forza, di convinzione, e poi è andata ad un tiro, più che un cross, era proprio un tiro sul primo palo, ha chiuso Valenti. Ora calcio d'angolo per il Portogruaro. Lo va a battere Furlanis, che si sta dedicando a tutti i calci da fermo finora. Va Furlanis, area folta, il cross era sul primo palo, Novellino arriva prima. Vediamo se Furlanis controlla, può giocarla ancora. Novellino, scambio, non va. Ancora Porto, in avanti, Piemonte preferisce alleggerire. Matic a Volpatti.
Lancio in profondità cercato, chiude tutto Pellegrini. Donatella Novellino con forza, regolare. Non va in profondità però da Finotto. Sceglie l'appoggio facile su Patriarca. Ora Finotto prova ad andarsene, non esce il pallone. Finotto mette in mezzo, è buono il cross. Valenti. Sta salendo il Portogruaro in questo finale con la forza del proprio centrocampo. I contrasti vinti stanno portando avanti la sfera per le Granata, come in questo caso Spollero va a pressare Pellegrini che deve alleggerire su Campostrini, sbaglia lo stop, allora Piemonte, pallone che ritorna nel possesso di Campostrini, lottano le giocatrici, alla fine ha ragione Campostrini che conquista un calcio di punizione. Si dispongono in avanti giocatrici di Mister Slomic. Palla in profondità a cercare e trovare, però non trovare la numero 9 Gazzini, che poi però rinviene su Finotto. Arretra molto Gazzini qui, duello con Finotto. Boccagni protegge, Boccagni riesce a toccare alla fine per Slomic, centrale, ancora Boccagni, Novellino su di lei, forse fallo, non secondo l'arbitro, ha spazio Finotto, non riesce però a servire Gallo. È rimasta a terra nel frattempo una giocatrice dell'Isera, probabilmente Boccagni sullo scontro di prima con Novellino, scontro tra capitani, due tra le giocatrici più esperte di questa partita, e si sono trovate spesso faccia a faccia finora. Ma dicevamo, sono i contrasti del centrocampo Granata che stanno dando una leggera prevalenza territoriale in questo finale. Contrasti del centrocampo, quindi quello di Piemonte, abbiamo detto quelli di Novellino, ma anche quelli di Furlanis nell'occasione al 34esimo. Partita per cuori duri quest'oggi al Mecchia. Si gioca sul filo sottile della tensione. Meno di 3 minuti alla fine. A meno di recupero che però non dovrebbe esserci, non ci sono state particolari interruzioni, forse un minuto. Vedremo cosa deciderà l'arbitro. Appunto Portogruaro che dopo l'Atletico Ristano tornerà qui al Mecchia tra 2 settimane per sfidare il Le Torri. Altro scontro salvezza importantissimo. Le Torri che è ultimo in classifica con 4 punti, che si giocherà probabilmente le residue chance di salvezza. Quest'oggi il Le Torri gioca contro l'Unterland Damen, formazione che nel girone di ritorno ha preso veramente il volo, ha vinto contro il Portogruaro, ma in generale ha oltrepassato la zona di retrocessione con sicurezza. Ora però il Portogruaro, palla in profondità da parte di Finotto, c'è Piemonte sulla parte opposta, non riesce a controllare. Altra buona discesa del Portogruaro con Finotto che aveva messo dentro un pallone interessante. Gallo però fa fatica ad arrivare puntuale, anche lei si sta spendendo molto, si fa sentire, si fanno sentire i quasi 3/4 d'ora di gioco quasi ininterrotto. Spollero qui e in anticipo, rinvio di Campostrini, vediamo di chi l'ha rimessa ed è Granata. Isera oggi con una maglia insolitamente nera e bianca, i colori societari sono biancorossi. Matiz rinvia con il destro, Plankensteiner precisa, altro colpo di testa deciso da parte di Spollero, ancora Plankensteiner di testa, anche Novellino di testa, ping pong incredibile, rilancio da parte di Bertolini. Matiz lotta, prova a mettere giù il pallone, ma alla meglio Slomic, respinto il suo pallone, fase combattutissima. Chiarot lancia su, trova Furlanis in mezzo a una selva di gambe, calcio e punizione. Sta prendendo molti colpi Furlanis, grande sacrificio da parte della numero 5 Granata. 45esimo scoccato in questo momento, 2 minuti di recupero. 2 minuti di recupero, altri 120 secondi. Parte in profondità Spollero, va a cercare Finotto, pallone per Gallo, c'è Finotto, forse regolare, vediamo, lotta in area, rinvia, palla lì, Novellino, non c'è fallo, tiro, palo incredibile,
Finotto sulla respinta, altro controcross, non ci arriva Furlanis. Piemonte in area, palla dentro, Furlanis controlla. Sarà calcio d'angolo. Che occasione. Novellino al 45esimo ha timbrato la traversa, ha timbrato il palo alla destra. Palo di Novellino. A Valenti battuta. Poteva essere una grande occasione. Calcio d'angolo comunque per il Portogruaro, questo sì. Stavolta sì, secondo calcio d'angolo per il Portogruaro. Chiude avanti. 60 secondi alla fine. Rimasta contusa Furlanis. Calcio d'angolo. Infatti non batte lei l'angolo, ma lo batte Finotto. Si propone Piemonte, vediamo per il tocco corto. Va in mezzo Finotto. C'è in mezzo lo stacco da parte di Gallo. Blocca comunque Valenti. Ultimi 30 secondi di questo primo tempo. Cova. Finotto rinviene su di lei. Calcio d'angolo per il rimessa laterale per il Porto. Patriarca. Finotto. Meglio il Portogruaro nella seconda parte del primo tempo. Gallo protegge. Gallo, troppi giocatori su di lei. Però poi rinviene. Potrebbe innescare un'azione offensiva. Contrasto fortissimo nella tre quarti dell'Isera. Resta Terra Spollero, che però poi si rialza. Attenzione però a Campostrini. Ha spazio. Palla in profondità. Chiarot non precisa. Finisce qui. 47esimo e 0,5 minuti. 0-0 il primo tempo. Ripercorriamo le occasioni. Al quinto minuto il tiro da parte di Pellegrini, che aveva spazio al limite, ma la palla si è appunto spenta sopra la traversa di Comacchio. Poi il giallo per Donatella Novellino. Al 34esimo la prima occasione per il Portogruaro con la discesa di Furlanis. Portogruaro che grazie all'intensità e ai contrasti del suo centrocampo ha alzato il proprio baricentro nella seconda parte di primo tempo. Al 38esimo l'occasione però in contropiede per l'Isera con Slomic fermata provvidenzialmente da Volpati. Al 45esimo l'occasione più grossa della partita. Novellino a Valenti battuta, palo. Poteva essere il gol dell'1-0 e poi Furlanis che sulla respinta non è riuscita a concretizzare. Ci rivediamo dunque tra 10 minuti per seguire il secondo tempo di questa partita tesissima e sul filo di lana. Portogruaro-Isera tra 10 minuti.
Andava dentro quel gol lì, dai, fondo a casa mia. Allora, il 8 di noi, tutti 8, non abbiamo visto già le campo nuove. In sciopero? In sciopero? Ignoto? Ma neanche un tipo, ma un tipo. Che sbagliabuso. Che sbagliato. Tanto se lei ha medaglia d'oro da distribuire, cosa fa? Subisci questa paniglia? Nessuno! E tocca fare la protesta. Oh, il cavaliere, Ok, se non so, così a luna. Ritorniamo in diretta dallo stadio Mecchia di Portogruaro. Siamo ancora negli ultimi scampoli dell'intervallo. Vediamo giocatrici in fase di riscaldamento per il Portogruaro, almeno 3 giocatrici, in particolare Sovran e anche Piovesan. Soprattutto queste ultime due sono state a colloquio con Morettin e con il mister in seconda di quest'oggi, mister Finotto. Quindi potrebbero essere anche loro delle papabili per un ingresso in campo nel secondo tempo. Vediamo che continuano a scaldarsi con una certa intensità, sono le uniche tra l'altro della panchina granata a praticare il riscaldamento. L'Isera è già in campo, il Portogruaro che si sta disponendo in questo momento. Vediamo Finotto a colloquio con mister Morettin. Dunque i risultati nel frattempo dagli altri campi sono notevoli. Innanzitutto, a sorpresa, il Cortefranca sta perdendo contro la Triestina, peraltro in casa. Triestina che sta vincendo 1-0 e dunque Cortefranca che vede avvicinarsi il Trento che invece sta vincendo 2-1 contro il Vittorio Veneto. Per quanto riguarda invece la sfida che interessava alle Granata e ovviamente anche all'Isera, Accademia Spal e Atletico Oristano sono sull'1-2, dunque Oristano in vantaggio, che in questo momento sarebbe di fatto fuori dalla lotta salvezza, con la Spal a giocarsi tutto nelle ultime giornate insieme alle altre squadre. Le Torri che in conclusione sta perdendo 3-0 contro l'Unterlandamen. Tutto è pronto per la seconda metà di gioco. Fantinelli di Bergamo fischia in questo momento e siamo partiti con la ripresa. Con la ripresa di Portogruaro contro Isera. Andiamo subito. Isera che prova in avanti con Boccagni. Rimessa ancora per le trentine. Profondità Boccagni. Profondità cercata, c'è Gazzini, Arpiona, Volpatti, poi il pallone in profondità. Viene catturato da Comacchio. Palla catturata da Patriarca che rinvia in profondità su Furlanis. Tocco su Finotto che sta salendo sulla destra. Spazio per lei, si butta in profondità Gallo. Palla per lei sulla fascia 1 contro 1. Di nuovo Finotto in area, può andare col sinistro. Un po' masticato, primo tiro in porta del secondo tempo. È quello di Aurora Finotto. Portogruaro che comincia come aveva concluso, cioè all'attacco.
Finotto su assist di Gallo. Primo tiro in porta dunque del secondo tempo Portogruaro, che nell'ultima frazione di primo tempo aveva meritato qualcosa in più con l'occasione di Furlanis, soprattutto con il palo di Novellino. Vedremo la scelta da parte di mister Slomic di schierare la numero 11 sul fronte d'attacco insieme appunto alle altre due attaccanti Gazzini e Pasqualini. Potrebbe mettere in difficoltà con la sua velocità la difesa granata. Attenzione alla discesa ora da parte dell'Isera, controllata comunque bene da Chierot, che si rialza e riesce a servire Piemonte. Da Piemonte verso il centro Gallo, ci arriva prima Bertolini, Pasqualini, fuori gioco di rientro. Tutto fermo. Dunque lotta salvezza che in questo momento rimarrebbe un discorso a tre. Discorso a tre tra appunto Portogruaro, Isera, oltre ovviamente alle Torri, che però parte un po' più indietro. Portogruaro, dicevamo, Portogruaro, Isera e Spal. Portogruaro e Isera che in questo momento salirebbero a 8 il Portogruaro, a 9 l'Isera, rimarrebbe a 11 invece la Spal. Il tutto a 6 giornate dalla fine. Finale che può regalare alle squadre ancora in lotta partite contro squadre che invece sono a metà classifica, non ho più niente da chiedere. Ora però andiamo in diretta. Pasqualini forse col braccio, è proprio così. Calcio punizione fischiato da Fantinelli. Chierot batte per Matiz. Però vedete, sono entrambe ben disposte in campo le squadre, non danno la possibilità di impostare con la visuale scoperta all'altra squadra. È stato un leitmotiv di tutto il primo tempo, finché appunto il Portogruaro non è riuscito con una grande grinta a centrocampo ad alzare il proprio baricentro. Pallone calciato direttamente da Moreno Moretin per la rimessa laterale dell'Isera. Campostrini. Va cambiata, rifatta la rimessa a parti invertite. Matiz. Spollero. Non si intendono le due. Incomprensione, sarà rimessa per l'Isera. E vedremo dunque anche l'impatto che avrà il caldo, il dispendio di energia. Soprattutto le attaccanti granata stanno spendendo molto. Furlanis, Gallo, anche Finotto. Attenzione, qui il rinvio da parte di Spollero va direttamente in calcio d'angolo. Dunque primo calcio d'angolo del secondo tempo per l'Isera, secondo totale. Sì, dicevamo appunto, le avanti granata si stanno spendendo molto. Anche Piemonte da molto non gioca 90 minuti, non parte a titolare. Anche lei potrebbe risentire. Tutto l'Isera concentrato all'altezza del dischetto. Parte il traversone lungo, finisce direttamente fuori. Dopo gli impegni contro Ristano e Le Torri, per il Portogruaro sarà la volta della trasferta a Vittorio Veneto, contro una squadra che ha già raggiunto i propri obiettivi per il campionato. Parte il lancio di profondità di Spollero. Furlanis, 1 contro 1 con Valenti. Furlanis fuori. Occasione gigantesca per Furlanis, pescata da Spollero. In posizione regolare, oltre la difesa, ha graziato Valenti. Ha provato, forse ha affrettato un po' il tiro. Ha trovato solamente l'esterno. Cercato di angolare, pallone troppo largo. Che occasione per il Portogruaro, seconda grande occasione per le Granata, che in questo momento meritano il vantaggio. Novellino, posizione pericolosa. Matiz. Piemonte. Matiz sull'assalto di Slomic. Giro palla rischioso del Portogruaro che ne esce. Patriarca. Sta arrivando però Gazzini. Riesce a toccare per Finotto. Finotto combatte. Passa Finotto. Palla dentro. Rinvia Plankensteiner. Finotto va in guerra.
poi ritorna su Gazzini, grande giocata di Finotto, resiste al fallo Novellino 2 volte, Novellino limite dell'area, palla dentro, non ci arriva Furlanis. C'è il Portogruaro, tanto Portogruaro in questo inizio di secondo tempo. Dai che arriva! Boccagni all'indietro, Bertolini si guarda attorno, Cova nella zona in cui Novellino tocca, Faccio vince il contrasto, all'indietro Campostrini torna da Faccio, però attende un po' e poi tocca indietro per Valenti. Sale il Portogruaro, ci pensa su un po' Valenti, rilancio dove ci sono solo maglie granata, sbagliano però, attenzione Pellegrini, palla in profondità, Matic in anticipo però su Slomic, poteva nascere una situazione pericolosa. Matic, una delle migliori del Portogruaro, anche Novellino molto bene. Non va perché In avanti Lisera, palla in mezzo, Cicca Novellino, Chiarot, altro rinvio, altra rimessa laterale e nel frattempo si prepara un cambio per il Portogruaro. Vedremo, probabilmente uscirà Gallo, sembra di scorgere un 6 sulla lavagnetta, vedremo. Rimessa laterale per Lisera, Faccio controlla, spalla alla porta, Campostrini può andare al traversone in mezzo, quarto posto c'è Finotto, ripiegamento difensivo per lei, rilancio lunghissimo, non ci arriva Gallo che rincorre Cova, Valenti, sale il Portogruaro, Valenti torna da Cova, in difficoltà, rimessa laterale per il Portogruaro, vediamo se è il momento del cambio, non ancora, vuole attendere ancora Morettin, va a battere Patriarca, si dispongono Novellino, Finotto, palla in profondità per Gallo, Cova rinvia un po' la cieca, va giù Finotto, non c'è fallo però secondo l'arbitro, ha messo comunque in rimessa laterale Patriarca ed è il momento del cambio, arriva il momento di Sovran, già da Sovran ed esce Gallo come dicevamo, abbiamo visto giusto, esce Gallo, si è spesa moltissimo. Nono minuto, primo cambio ed esce anche, vedremo, c'è un altro cambio, terrà anche Piovesan, comunque doppio cambio per Morettin, vedremo chi sarà ad uscire. Piemonte esce, anche lei ha avuto un'occasione nel primo tempo, un tiro respinto da Valenti, entra Piovesan al suo posto, va esattamente al posto di Piemonte, lo dicevamo, Piemonte ha giocato al massimo, dato tutto quello che aveva, ma non ha i 90 nelle gambe, quindi giustamente si siede in panchina, lascia spazio a Piovesan, anche lei proveniente dal Prata Calcio, arrivata a marzo. Già da Sovran invece che sostituisce Gallo, ora Furlani si sposta un po' più avanti, già da Sovran che invece si sposta a centrocampo, Finotto avanza in posizione avanzata accanto a Furlanis, quindi Furlanis Finotto ora, doppia F, Furlanis, palla dentro, ecco Finotto, non riesce a trovare l'equilibrio, comunque la rimessa laterale è per lei Granata, perché la difesa appunto dell'Isera ha rinviato direttamente in rimessa, va Matic a batterla, Sovran che probabilmente agirà nella posizione di Finotto, quindi da ala a destra, ed effettivamente la sua posizione è congeniale. Rilancio recuperato da Matic in posizione avanzata, Novellino al centro, spazio per il tiro, lo prova, però viene fuori rispetto allo specchio della porta di Valenti.
Ha trovato lo spazio Novellino, forse con il dribbling si era un po' allungata il pallone. Non è riuscita a colpire con il collo pieno. Un po' strozzato il tiro, palla che è finita fuori. Comunque buono il recupero alto da parte di Matic. Pressing del Portogruaro in questo caso efficace. Novellino, numero. Guadagna anche fallo. Calcio punizione. Buon Portogruaro in questo primo scorcio di primo tempo. Vedremo ora come i cambi di Morettin influiranno sulla partita. Finotto ha caratteristiche diverse rispetto a Gallo, ama più la profondità, invece Gallo è più manovratrice. Forse è quello che ci serve, forse è quello che serve al Portogruaro, che già con Furlani si è fatto male al quinto del secondo tempo in profondità. Spollero va lungo sul portiere, Valenti non trattiene, è Novellino a porta vuota, mette alto dopo che Valenti non aveva trattenuto. Con il sinistro Novellino ha alzato sopra la traversa. Seconda grande occasione per il Portogruaro nel secondo tempo. Tutela vetro, sblocca quel risultato. È pericoloso anche il lancio di Spollero, messo in difficoltà Valenti. Ben battuta direttamente sul portiere. Seconda grande occasione per il Portogruaro. Slomic lotta con Spollero, l'ultimo tocco è del Portogruaro. Rimessa laterale, sale a battere, lo vediamo, Cova, molto giovane anche lei, classe 2003. Boccagni non trova Volpatti, Petriarca, Sovran, rimessa laterale. Sta prendendo coraggio il Portogruaro. 13esimo. Rinvio di Patriarca. Furlanis non riesce a spizzare. Sta arrivando comunque Novellino. Di prima cerca Finotto. Pallone buono per lei. Vediamo se ci arriva. Finotto ci arriva. Cross in mezzo. Non c'è Furlanis. Sul fronte opposto Matic rincorre il pallone. Non riesce a tenerlo in campo. Comunque una buona iniziativa anche questa. Lo dicevamo, i suggerimenti per Finotto in profondità possono fare male contro una difesa come appunto quella dell'Isera, che va esaurendo le proprie energie, come fisiologico che sia. Dicevamo, le indisponibili per il Portogruaro di oggi sono Sara Nodale, problema al ginocchio per lei, Sara Feletti che ne avrà per tutta la stagione, e anche Scudeler, che però ha tolto il gesso e da martedì dovrebbe tornare a lavorare differenziato. Valenti invece, che per quanto riguarda l'Isera è una degli acquisti nuovi di questa stagione, uno dei nuovi volti, arrivata dall'Under 19 del Chievo. Anche Faccio, acquisto del mercato estivo. Lei viene dalla Triestina, anzi no scusate, Faccio viene dal Chievo, Valenti dalla Triestina, ho invertito. Faccio, proprio lei in possesso palla, su di lei non è entrata più Vesanna. Allarga sulla destra, la discesa Slomic in mezzo, chiude Chiarot, calcio d'angolo. Buona anche la prestazione difensiva da parte del Portogruaro, che ha rischiato particolarmente al 38esimo con la discesa di Slomic sventata da Volpatti. A parte questo spiffero, la difesa del Portogruaro finora si sta ben comportando. Calcio d'angolo per l'Isera. Slomic dalla bandierina, Rafolta in mezzo, Comacchio blocca il pallone. Molto stretto il cross, molte imprecisioni da parte delle trentine, che riescono ad arrivare con efficacia anche, questo nel primo tempo, sono riuscite ad arrivare con efficacia anche dalle parti di Comacchio, ma è mancato l'ultimo passaggio. Patriarca, Novellino, attaccata da Boccagni che le soffia il pallone. Faccio, tre quarti, si accentra, Spollero su di lei, non riesce sul pallone. Faccio spazio per il tiro, provato ma facile per Comacchio in due tempi. Si prepara anche un doppio cambio in questo momento per l'Isera. Dunque vuole rispondere mister Slomic alle mosse di Morettin.
Rilancio che si prepara, eccolo qua, rilancio lungo da parte di Comacchio. Una zona dove però c'è solo Gazzini, lascia rimbalzare Finotto, lotta. Rimessa laterale per Lisera. Forse è arrivato il momento dei cambi, sì. Vediamo dunque chi entrerà. Dunque, Esce la numero 9. Gazzini esce. Vediamo. Gazzini esce. Anche Faccio probabilmente. Gazzini e Faccio. E al loro posto, invece, vedremo Manconi. Esperta Manconi, numero 51. E Berte. Manconi e Berte, dunque. Anzi, Manconi e... Sartori volevamo dire. Manconi e Sartori. Manconi e Sartori, le scelte da parte di mister Slomic. Fuori Gazzini e Faccio. Molto attiva Faccio in questa partita. Gazzini si è spesa molto. Ecco il primo pallone proprio toccato da Sartori. Non riesce a controllare Matic. Piovesan salta bene. Campestrini. Sarà calcio punizione per il Portogruaro. E dunque mister Slomic, che evidentemente ha notato una carenza a centrocampo. Vedremo come si disporranno le nuove entrate, ma appunto sembra che Sartori si disponga nella zona del centrocampo. Vedremo dopo. Lancio basso di Spollero, recuperato dal centrocampo dell'Isera. Sartori evita Spollero, può andare in profondità. Attenzione, c'è Pasqualini che può scattare. Pasqualini in vantaggio su tutta la difesa, ma in fuorigioco. Come da regolamento, l'assistente dell'arbitro Fantinelli ha atteso che appunto entrasse in possesso del pallone la giocatrice per fischiare l'interruzione del gioco. Calcio punizione per il Portogruaro. E mentre invece Manconi, che è andata a posizionarsi come nella zona di centrosinistra del centrocampo, vedremo se come mezzala o come esterno puro. Doppio cambio dunque a centrocampo per l'Isera. Recupera qui Bertolini. Esce bene Bertolini, però concede rimessa laterale. Allora può salire ancora il Portogruaro, può salire con Matic. Quando abbiamo superato ormai l'ora di gioco da 5 minuti. Spollero. Finotto. Novellino. Patriarca. Vuole tornare al centro. Ecco il pallone. Non trova Finotto. Rinvia. Plankensteiner. Anche Chiarot però. Anticipo preciso. Prende anche un colpo Chiarot. Si prosegue. Slomic. Profondità. Attenzione Sartori. Troppo lungo. Comacchio si cura. E dunque Manconi che gioca a sinistra. Centrocampo a 4 che si ricrea. Sartori invece ha preso il posto anche a livello di modulo di Gazzini e agisce al lato di Pasqualini nel tandem avanzato. Cova con le mani, mentre Slomic invece è passata a destra, come appunto già avevamo visto già da metà del primo tempo. Centrocampo dell'Isera sempre composto da Pellegrini e Boccagni. Cambio di marcatura qui del Portogruaro tra Sovran e Patriarca. Prova l'Isera ad avanzare con questo lancio lungo a cercare Manconi. Esce bene Volpatti, rimessa laterale. Sta respirando il Portogruaro dopo un grande inizio di secondo tempo, con le due occasioni, quella di Furlanis, quella di Novellino. Hanno messo paura a Valenti. Ora però l'Isera risponde. Cova. Profondità. Sovran su di lei. Rimessa laterale, sempre per l'Isera. Sale sempre Cova. Macina metri. Tutto l'Isera nella metacampo del Portogruaro. Vedremo se andrà la rimessa lunga. Cova. Si propongono le sue compagne. Palla di ritorno. Cova in mezzo. Attenzione dalla parte opposta. C'è Slomic e Sartori, ma Chiarot risolve. Poi Boccagni con un tentativo di alleggerimento. Pallone che finisce in rimessa dal fondo. Rinvio che Comacchio si presta a battere.
21esimo minuto al Mecchia, sempre 0-0. Equilibrio, migliori occasioni però per il Portogruaro, che ha finito meglio il primo tempo, ha iniziato meglio il secondo. Misera che fatica a creare occasioni finora. Matic in profondità, non preciso per Piovesana, rimessa laterale. Va Campestrini. Tocco per Sartori. Numero? Sartori. Passa. Profondità, attenzione. Pasqualini, punta. Slomic può andare al traversone. Eccolo che parte, buono sul secondo palo, il colpo di testa. Che occasione. Sulla testa della nuova entrata Manconi. Palla di poco fuori. 22esimo minuto, prima occasione. Prima occasione sulla testa di Marconi. Prima occasione dell'Isera nel secondo tempo. Sul cross di Slomic. Buona azione questa con un numero da parte di Sartori. A centrocampo ha eluso la marcatura di Spollero. Comunque Sartori che mette forze fresche nella manovra offensiva dell'Isera. Cova alza un campanile. Chiarot. Pellegrini si allunga un po' il pallone. Piovesan lascia Spollero. Matic sale il porto. Matic. Piovesan si gira. Torna da Matic. Avanzano le giocatrici offensive del Portogruaro. Piovesan in profondità, può andare fino a 8. C'è Campestrini però in vantaggio. Furlanis intercetta il rinvio, rimessa laterale. Tiene lì l'Isera, il Portogruaro. Spazi che d'ora in poi, siamo arrivati ormai al 23esimo, spazi che d'ora in poi per forza di cose si allungheranno. E dunque per giocatori di velocità come Finotto, ma anche per le nuove entrate come in questo caso Sartori, anche Manconi, potrebbero esserci delle chance. Chiarot. Matic assaltata da due giocatrici, riesce a liberarsi del pallone. Attenzione a Manconi che recupera in zona avanzata, contrasto con Novellino, lotta Manconi alla meglio, dentro, attenzione Pasqualini, retrocede Boccagni, Boccagni aveva provato la conclusione, servita da Pasqualini, pallone che si è spento fuori, pallone che appunto si è perso sopra la traversa di Comacchio, ma già due avanzate decise dell'Isera nella metacampo del Portogruaro, prima con Manconi e poi con il tiro di Boccagni, servita proprio da Manconi. Finotto, difficoltà a controllare Spollero in contrasto con Manconi. Patriarca, non facile la gestione di questo pallone, rimessa laterale per l'Isera. Partita che si gioca anche a livello di concentrazione su un filo. Un episodio può capovolgere l'andamento. Vediamo, Finotto va a combattere con Boccagni, alla meglio, Furlanis è sola però, e aspettare compagne. Furlanis, numero di Suola, palla dentro però non trova Finotto. Rinvio in profondità, attenzione, Chiarot, in anticipo Matic, Sartori più veloce, Sartori col sinistro, schiacciato. Facile per Comacchio. Comunque i nuovi innesti da parte di Mr. Slomic si sono fatti sentire. La gara ha avuto una sterzata dagli innesti di Manconi e dall'innesto di Sartori, che stanno entrando bene in partita. Campostrini, attaccata da Piovesan, palla in profondità, attenzione all'avanzata di Pasqualini, defilata Pasqualini, la chiusura in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Isera. Tornano tutte quante le giocatrici del Portogruaro, ad eccezione di Finotto. Palla giocata corta, Boccagni al centro, Pellegrini, più un passaggio che un tiro, blocca Comacchio, forse cercava una deviazione. Pellegrini con questo pallone in profondità. Patriarca, spesso la manovra è passata da lei. Furlanis non riesce ad arrivare sul pallone.
Spollero. Matic, Piovesan. Alla caccia del pallone. Alla fine calcio di punizione per il Portogruaro, per la squadra che gioca in casa. Vediamo anche al riscaldamento altre giocatrici, soprattutto del Portogruaro. Si prepara, anzi al cambio, Durigon. La vediamo a colloquio con Moreno Morettin. Durigon, centrocampista centrale, forse al posto di Spollero, vedremo, o di Novellino. Ecco Novellino, lancio deviato, Piovesan protegge, esce però Plankensteiner. Profondità, attenzione, Volpati ultimo uomo, Sartori recupera, Patriarca con senso della posizione. Ora però deve proteggere dall'assalto di Slomic, ne esce bene Sovran palla al piede. Finotto, può ripartire il Portogruaro. Cercava Furlanis, capito tutto Bertolini, rischia con questo passaggio orizzontale. Stanca Giorgia Furlanis, spossata dopo molte corse su tutto l'arco offensivo. Piovesan va alla caccia del pallone. Campostrini lo gioca prima che esca. Slomic, punta Matic, cerca di evitarla, vediamo chi avrà la meglio. Matic però chiude bene, ma deve concedere rimessa. Slomic. Dal momento dei cambi, prevalenza territoriale dell'Isera. Ovviamente per cambi intendiamo i due per le ospiti. Ancora contrasto, vediamo chi ne esce. Ne esce Slomic, entra in area. Slomic non riesce il dribbling, altra rimessa laterale. Sofferenza difensiva per il Portogruaro, mentre si approssima all'ingresso in campo di Durigon. La vediamo pronta, ha svestito la casacca. Vediamo se sarà il suo momento. Attenzione per ora Pasqualini, riceve, cross, palla dentro per Manconi che manca. Sta arrivando Boccagni, col sinistro Novellino decisiva. Può ribaltare l'azione la numero 11 Granata. Novellino, ci sono solo lei e Finotto. Palla dentro per Finotto, Bertolini in anticipo. Esce ora l'Isera. Pellegrini si guarda intorno, tutti fermi, non trova nessuno. Tocco corto per Manconi, di prima. Boccagni lotta, Patriarca, buona gara anche per lei. Ritorna Boccagni. Bertolini, spazio centralmente per salire. Palla dentro, ma Volpati chiude tutto. Volpati, salta anche Manconi. Sale lei, palla dentro per Finotto, tentata. Fase un po' confusa della partita adesso. Sono mischiati i ruoli. Volpati nella posizione di centrocampista centrale. Spollero invece scalata in difesa. Palla in profondità, Finotto può controllare contro Bertolini. Buona guardia la numero 8. Ma poi Finotto torna. Attenzione Furlanis, fuori gioco. In posizione irregolare quella di Giorgia Furlanis. Sarebbe andata sola. È il momento del cambio. Terzo cambio per il Portogruaro. Durigon, esce Spollero. Grande partita anche per Spollero, che ha lottato. Stava anche per mandare in gol. Suggerendo l'azione, che al 12° ha portato Novellino al tiro alto. Esce dunque Spollero sul posto Durigon, centrocampista per centrocampista, non dovrebbe cambiare molto nella disposizione. Infatti vediamo che si affianca a Donatella Novellino. Numero Patriarca, sta saltando Pasqualini, protegge Patriarca, si gira bene, serve Novellino, di prima Sovran, torna da Novellino, c'è Durigon, servita però ancora già da Sovran. Lunga la palla di Patriarca, l'ultimo tocco è Trentino.
Vediamo se sarà tempo per il terzo cambio anche da parte dell'Isera. Vediamo. Si sta preparando Campana. Slomic dunque lascia il campo. Piccolo gesto di stizza anche da parte della numero 11. Entra in campo Campana, 93, classe Beatrice Campana. Vediamo dove si disporrà. Sulla destra. Risposta dunque da parte di Mr. Slomic al cambio di Moreno Morettin. 3 cambi a testa in questi ultimi 12 minuti di gioco. Rimessa laterale per il Portogruaro. La va a battere Giada Sovran. Minuti tesissimi. Tocca a Finotto, all'indietro, Sovran, Novellino, in avanti il Portogruaro. Patriarca lancia in profondità, cercava Furlanis. Solo maglia dell'Isera. Patriarca ancora. Chiama la palla a Novellino. È rimessa ancora per il Portogruaro. Novellino, attaccata da Boccagni, in profondità. Trova Piovesan, che però poi torna su di lei. Piovesan, messo giù, calcio di punizione. Calcio punizione. Vedremo chi andrà a batterlo ora che Spoller è uscita. Probabilmente Durigon, appunto la giocatrice che le ha lasciato, che ha preso il suo posto. Va Durigon, rincorsa dritta. Sembra quasi voglia tirare. 33esimo, sale Patriarca sulla destra. Pallone per Furlanis, in area. Furlanis cercava Patriarca, è uscita Manconi però. Non è riuscito lo schema. Chiarot rilancia, solo maglie nere però. Devono lottare ora i difensori del Portogruaro. Boccagni, 3 contro 3, palla in profondità, Marica Chiarot. Controlla, deve dare via la palla però. Incomprensione, indecisione della difesa. Attenzione Sartori, palla dentro, Pasqualini dribbla, fuori gioco, tutto fermo. È tutto fermo. Aveva rischiato qui la difesa del Portogruaro con questo disimpegno. Rimane a terra ma si rialza subito Pasqualini. Beve Finotto. Ultimi 10 minuti di partita che si approssimano al Mecchia, sempre 0-0. Seconda parte di secondo tempo più equilibrata, dopo che nel primo il Portogruaro aveva dato 2 fiammate, 2 grandi occasioni firmate Furlanis e Novellino, non essendo però riuscita a sbloccare la contesa. Furlanis allarga, Matiz, Furlanis, profondità c'è Piovesan, Bertolini su di lei, Piovesan è fresca, Bertolini, rimessa laterale. Matiz, battuta su Furlanis. Controlla, guarda in mezzo, finta, Furlanis avanza, si accentra, prova la conclusione, pallone però strozzato, bloccato da Valenti. Poteva servire Finotto che si stava muovendo, evidentemente la numero 4 Granata deve aver spostato qualche marcatura dalla visuale di Furlanis che ha pensato di poter tirare. Piovesan, Matiz, scambio, ancora Piovesan. Zona cross, Piovesan passa, palla nel mezzo, ancora Piovesan, Matiz, Durigon, pericoloso, riesce a gestire bene il pallone Durigon. Marica Chiarot, lancio in profondità, molto ampio, va Finotto a saltare ma non trova il pallone, sbaglia Boccagni. Patriarca un po' imprecisa qui, lotta, Sovran, confusione. Pasqualini, Pasqualini è passata, Pasqualini, pericolo, si allarga un po', su di lui Matiz, palla dentro a cercare Sartori, il tocco da parte di un difensore del Portogruaro, ha sventato la minaccia, possibilità di contropiede per l'Isera. Rimessa laterale ancora, meno di 10 minuti alla fine.
Portogruaro e Isera si stanno giocando punti pesantissimi. Palla giocata all'indietro da Novellino in questo momento. Prossime partite per l'Isera saranno, appunto, abbiamo detto, contro il Padova e poi contro il Cortefranca, prima in classifica. Scontri probabilmente più difficili quelli che attendono le trentine rispetto a quelle del Portogruaro, come abbiamo detto. Atletico Oristano tra una settimana, Le Torri, qui al Mecchia. Forse lo 0-0 comincia a diventare una possibilità per entrambe le formazioni. Novellino controlla. Volpatti. Ci sono ancora 6 partite da qui alla fine del campionato, ma l'Isera ne giocherà 5 perché deve scontare la giornata di riposo. Portogruaro dunque che avrà una giornata in più a disposizione. Ora avanza però Furlanis. Furlanis vertice. Furlanis. Conclusione ribattuta. Bertolini in difficoltà. Finotto recupera, ma rinvia con precisione Cova. Spazza via la difesa dell'Isera. Chiarot. Prova il lancio lungo, c'è una deviazione. Bertolini, campanile. Vediamo, combattono a centro area, palla allontanata. Piovesan al volo, Finotto non arriva sul pallone. Spazzata via da Boccagni. Calcio d'angolo. Azione un po' confusa anche stavolta. Altro calcio d'angolo per il Portogruaro. Curiosamente il primo calcio d'angolo del secondo tempo. A terra diverse giocatrici. Finotto, Bertolini. Richiesto l'ingresso dei sanitari però per una giocatrice trentina. Crampi probabilmente per lei. Molta fatica. Vediamo anche nel Portogruaro molte giocatrici affaticate. Sono ritmi alti, tensioni alte, partite combattute così sono piuttosto rare all'interno di una stagione, partite in cui per tutti i 90 minuti l'attenzione, la concentrazione deve essere al massimo e il dispendio nervoso è consistente, oltre ovviamente a quello fisico. Si alza un po' di brezza tra l'altro il Mecchia. Calcio d'angolo per il Portogruaro. Stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco. Tante giocatrici nell'area dell'Isera. Esce in questo momento la giocatrice infortunata. Pronto Furlanis. Traversone. Lungo. Colpo di testa che non arriva però, c'erano diverse giocatrici. Attenzione al contropiede dell'Isera che può scatenarsi. Patriarca e Matic, gli ultimi elementi Granata. Palla giocata su Comacchio che rilancia nella zona però dove c'è solo Manconi. Si scontrano in 4, che pericolo. Ne esce però con la palla al piede Patriarca. Finotto, spazio a destra. Finotto, lei, Piovesan e Furlanis in avanti. Va sul fondo, Finotto in mezzo. Non ci arriva Piovesan. Allontana 2 volte la difesa. La palla però è giocata in rimessa laterale, non si capisce bene perché. Reclamano la restituzione del pallone le trentine. Non si riesce a capire. Confusione. Palla in profondità di Pellegrini. Sartori accolto in controtempo la difesa. Gol. Rete di Sartori. Sartori al 41esimo. Imbeccata da Pellegrini. Incredibile. Il lancio di Pellegrini. Trovato scoperta la difesa del Portogruaro e ha sbloccato la partita. Ci voleva un episodio, dicevamo. Forse anche un calo di concentrazione da parte della difesa del Portogruaro che è stata infilata e adesso si fa dura. Sartori la nuova entrata, ha mantenuto la lucidità. Non è riuscito l'estremo tentativo di Patriarca di recuperare. Comacchio è stata battuta in diagonale. 1-0 per l'Isera quando mancano 3 minuti alla fine della partita.
Sarebbe un duro colpo questo per le speranze di salvezza del Portogruaro. Isera che andrebbe in questo momento a +4 sulla zona retrocessione. Portogruaro a 7, Isera a 11 in questo momento. Se ne va sulla fascia, ancora una volta l'Isera, sola però la giocatrice trentina. Cross che non trova maglie nere, solamente Patriarca. Situazione di classifica che si fa difficile per il Portogruaro. Patriarca, Sovran, episodio comunque controverso, non si riusciva bene a capire se il Portogruaro dovesse giocare o restituire il pallone. Alla fine Pellegrini ha rubato la sfera a Novellino e ha impostato, cogliendo impreparata la difesa del Portogruaro. Lancio in direzione di Sovran, Novellino, già da Sovran, rimessa laterale sarà per il Portogruaro. Si prepara nel frattempo, anzi no, per Isera. Si prepara un altro cambio per le trentine. Entra Bertè al 42esimo al posto di Pasqualini. Si è spesa moltissimo Pasqualini, molto esperta anche lei, classe 87, miglior marcatrice Pasqualini. Primo gol tra l'altro di Sartori in campionato, un gol che può valere molto. Vediamo questi ultimi minuti. Rimessa battuta, Sovran, rimessa laterale ancora per l'Isera. Portogruaro che non è riuscito a finalizzare le occasioni avute nella prima parte di primo tempo e ora si vede a dover rincorrere una sconfitta che forse non meriterebbe. Messa laterale ora per l'Isera che non ha fretta. Patriarca, anche lei, partita di grande copertura, non è riuscita però a fermare Sartori. Attenzione, pallone era giocato dalla nuova entrata. Qualche difficoltà ad allontanare per la difesa del Portogruaro. Sartori prova il sinistro, blocca Elena Comacchio. 30 secondi alla fine, vedremo quanto sarà il recupero disposto dall'arbitro signor Fantinelli, sezione di Bergamo. Matiz, profondità, sono solo maglie nere però. Campana, Sartori, fuori gioco però. Recupero che si protrarrà dunque per almeno altri 4 minuti. Vedremo se ci sarà poi anche ulteriore recupero. Battuto in questo momento il calcio di punizione. Matiz, rinviene su di lei Sartori. È decisivo l'innesto di Sartori finora per mister Slomic. Cambio senz'altro azzeccato, cambiato la partita, il suo come quello di Manconi. Volpatti porta su il pallone. Patriarca mantiene il pallone. Fallo, calcio di punizione per il Portogruaro. Molto stanca anche Patriarca. Lancio lungo, spizzata di Pellegrini. Altro colpo di testa, Manconi, Novellino, contrasto. Risolve l'Isera. Non è entrata per Bertè. Palla allargata, Matiz in rinvio, Furlanis riviene sul pallone. Cerca Sovran sulla destra. La palla può essere buona. Cova su di lei. Sovran ci arriva. Posizione difficile. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Portogruaro. Pieno recupero. 46esimo e mezzo. Furlanis chiede a Finotto di attendere l'arrivo di tutte le sue compagne in area di rigore. Sale anche Chiarot. Sale Patriarca. Sale Volpati. Novellino anche. Parte il traversone. Patriarca in mezzo. Non riesce a deviare. C'è però il Durigon. Sulla parte opposta del campo. Anzi era Volpati. Questo è Durigon. Palla giocata dal basso del Portogruaro. Matiz, ultima. Ancora Durigon. Volpati che gioca da alla sinistra ormai.
Saltati tutti gli schemi. Non riesce l'imbucata al Portogruaro. Matic. Guarda, palla nel mezzo. Deviazione. Ancora Portogruaro. Masticato questo lancio. Patriarca. Si allarga Sovran. Va in profondità Patriarca. Attenzione Piovesan. Non arriva sul pallone. Non arriva sul pallone Piovesan. Poteva passare questa sfera. E siamo al 47esimo. È passato un altro minuto. Bertolini rilancia lungo. Cerchio di centrocampo. Matic col piede. Recupera però Manconi. Palla rinviata. Altro scambio. Rimessa laterale per Lisera. Ha toccato per ultimo Piovesan. Rimessa laterale per Lisera. Altri minuti che scorrono. Siamo nel 48esimo ormai. Ultimi secondi. Chiedono il fischio del direttore di gara, ma manca ancora almeno un minuto. Matic. Furlanis. Spara alla porta. Stanchissima. Novellino. Si allarga Patriarca. Pallone per lei pericoloso. Salta Manconi. Patriarca dentro. Ha riparato Bertolini. Rimessa laterale per il Portogruaro. Posizione avanzata. Sovran. Patriarca. Parte il traversone. Non c'è però nessuno a ricevere. È finita. Finisce qui. Finisce qui. È finita. È finita. 1-0 per Lisera. Lo scontro salvezza se lo aggiudicano le ragazze di Mister Slomic dopo una partita tesissima, piena di nervosismo, in bilico fino all'ultimo. Molte le occasioni. Nel primo tempo la discesa di Furlanis al 34esimo, che con il tiro che termina fuori. Slomic al 38esimo, fermata bene da Volpati. Al 45esimo il palo di Donatella Novellino, che nel secondo tempo avrà un'occasione al 12esimo, dopo la respinta difettosa di Valenti. Al quinto del secondo tempo Furlanis, sempre servita da Spollero. Forse affretta un po' troppo il tiro, tu per tu con Valenti. Queste le occasioni migliori del Portogruaro. Poi dopo il cambio di Manconi e anche soprattutto quello di Sartori, sale di grado la prestazione dell'Isera, che vince grazie al gol al 41esimo di Sartori, lanciato in profondità da Pellegrini, che ha colto impreparata la difesa del Portogruaro. Finisce così. Isera a +4, Portogruaro che rimane penultimo. La rincorsa salvezza delle Granata dopo oggi si fa dura, grande rammarico, qualche lacrima anche in campo. Non se lo meritavano le Granata, ma il calcio è anche questo. Comunque salvezza che è ancora tutta da giocare, con 6 partite per il Portogruaro, 5 per l'Isera. Da Davide Gasparotto, e con un ringraziamento ad Andrea Ruzza per le riprese e per l'accoglienza su questo canale YouTube, è tutto. Un arrivederci e una buona domenica. Non ho parole. È legato va bene, sì, non è legato va male, purtroppo. Però ha fatto troppi errori. Errori si parla. Sono tutti pesanti. Ascolta, 5-6 tiri secondo te? Un episodio strano. Un episodio strano. Ma poi da strariare perché... Aspetta.